Adesso li prepariamo gli struffoli napoletani, che è il dolce tipico di Natale. Allora, gli ingredienti sono 500 g di farina, una buccia di limone grattugiata, 50 g di burro sciolto, 4 uova, un pizzico di sale e 4 cucchiaini di zucchero e una tazzina di limoncello. Adesso andiamo alla preparazione. Vi ho messo 500 g di farina, adesso la buccia di limone, i 4 cucchiaini di zucchero, mettiamo il burro fuso di 50 grammi, le 4 uova, poi mettiamo il bicchiere di limoncello, la tazzina, il bicchiere siamo lì, e il pizzico di sale, 8 grammi. Adesso andiamo ad impastare il tutto fino a quando viene un bel panetto. Facciamo amalgamare bene tutti gli ingredienti, così viene un bel panetto bello sostanzioso. Ci siamo quasi. Eccovi il panetto che mi è uscito, un bel panetto. Adesso aggiungiamo un altro ingrediente,
fondamentale che è il lievito per dolci. E facciamo amalgamare di nuovo. Eccomi il panetto fatto per bene. Ecco qua. Questi sono gli strufoli. Adesso passiamo alla parte per la cottura. Si possono fare sia fritti che al forno. Io li preferisco al forno perché fanno meno male. Poi sono più leggeri. Poi chi li preferisce fritti non c'è problema. Comunque noi li facciamo oggi fritti.